Ed è arrivato il momento anche dell'ultimo speciale che abbiamo deciso di realizzare qui negli studi Telechiara. Sapete, in queste 9 settimane abbiamo voluto proporvi questi specialini dagli studi di Telechiara perché abbiamo deciso in queste puntate, in questi appuntamenti, di voler darvi il maggior numero di possibilità di scelta per quelle che sono le località di montagna più belle fra Veneto, Trentino e Friuli. Oggi andremo in Friuli Venezia Giulia. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. E siamo pronti per iniziare il nostro viaggio. Abbiamo già annunciato prima della sigla, protagonista di questa puntata il Friuli Venezia Giulia, e andiamo precisamente a Tarvisio. Siamo qui ora con Luciana Zagner, direttore dell'AIAT del Tarvisio, al quale chiedo subito di parlarci dell'offerta turistica di questa zona, una zona un po' particolare proprio ai confini con l'Austria. Sì, effettivamente Tarvisio è localizzato nel cuore praticamente della nuova Europa, a soli 5 km dal confine con l'Austria e a 5 km dal confine con la Slovenia, e questo lo rende molto particolare, praticamente unico. È una delle pochissime stazioni turistiche che inglobano 3 culture. Non si tratta quindi di 3 confini, ma proprio di 3 culture, quella neolatina, quella slava e quella tedesca. Da qui deriva una particolarità di multietnicità, di multilinguismo, di contaminazioni gastronomiche nella gastronomia locale. Si parlano appunto tutte queste lingue ed è bellissimo come arricchimento proprio per l'ospite. Questo penso sia una peculiarità vincente per questa zona comunque. Sì, infatti diciamo l'orientamento per questa stazione turistica è proprio quello di offrire una vacanza senza confini, una vacanza che permetta al turista di sentirsi al centro dell'Europa e che permetta anche di cogliere alcuni aspetti che in altre località non ha la possibilità di cogliere. Un rilancio molto importante dal punto di vista come stazione sciistica è avvenuto nel 2003 grazie anche alle Universiadi. Sì, le Universiadi sono state molto importanti perché hanno permesso di riqualificare questa stazione con dei notevoli investimenti da parte del settore pubblico, a cui hanno fatto seguito immediatamente una serie di investimenti anche da parte del settore privato. Sono sorti infatti moltissimi nuovi bed and breakfast, affittacamere, e addirittura è in corso di realizzazione un albergo diffuso, quindi un borgo che verrà trasformato in albergo, dove l'ospite sarà l'ospite del villaggio, l'ospite dell'albergo. Le camere dell'albergo saranno le case, i corridoi dell'albergo saranno le strade. Siamo innanzitutto a Fusina, a pochissimi chilometri dal confine con la Slovenia, e siamo nella scuola internazionale di Máshing. Qui a fianco a me Monica. Vogliamo spiegare cos'è questa scuola internazionale Máshing, Monica? Allora, la scuola internazionale Máshing praticamente insegna alla gente ad uscire con i cani e con la slitta. Per cui noi abbiamo una scuola, abbiamo 40 cani da slitta, abbiamo 6 slitte e insegniamo proprio alla gente a guidare la slitta e ad uscire in questa bellissima piana di Fusina in un circuito in tutta sicurezza, perché è semipianeggiante, per cui si insegna proprio l'uscita in slitta. Che vogliamo proprio darvi la dimostrazione che tutti, addirittura bambini dell'asilo e delle elementari, possono avvicinarsi a questo sport, giusto Monica? Assolutamente sì, i bambini sinceramente sono molto più bravi anche degli adulti, e questi fanno parte di un progetto che si chiama Gioca Neve Pro
proprio qui della nostra regione Friuli Venezia Giulia, e praticamente i bambini nell'orario scolastico imparano ad andare in slitta oppure vanno con gli sci da discesa e con gli sci da fondo. In questo caso vengono nella nostra scuola per imparare proprio ad uscire con i cani e con la slitta. Cioè, quindi loro, bambini delle elementari, fra pochi minuti guideranno direttamente una slitta attualmente trainata da meno cani, penso 2 cani solamente. Ovviamente sì, i bambini diciamo più grandicelli come magari quelli delle elementari guideranno loro la slitta con i 2 cani, solo 2 perché loro se no sono troppo veloci, se ne metto di più. I bambini magari più piccolini delle materne invece, siccome tante volte non riescono neanche a raggiungere la slitta per tenersi, li portiamo noi istruttori per fargli il giro, ma imparano a stare con i cani e avere già l'approccio con... Proveranno l'ebbrezza anche loro dello sled dog. Allora, sentiamo qualche bambino. Tu come ti chiami? Mirko. E tu quanti anni hai? 7. 8. Hai capito tutte le spiegazioni? Sì. Sei pronto per guidare questa slitta? Sì. Allora, sentiamo qualche altro bambino. Voi innanzitutto da dove venite? Ugovizza. E tu come ti chiami? Martina. Anche tu sei stata attenta alle spiegazioni di Monica? Sì. Ma tu guiderai la slitta oppure ti farai portare? Guiderò. E sei pronta e emozionata? Sì. Sei sicura di farcela e quindi andrà tutto quanto benissimo? Sì. Voi invece... E allora com'è andata a guidare questa slitta? Bene. Ti sei divertita? Sì. Hai avuto qualche momento di paura o è andato sempre tutto a posto e tutto bene? Tutto a posto. Sei contenta? Sì. Una bella emozione allora. Sì. Grazie. Prego. Flora e fauna in questa terra meravigliosa. Beh, la fauna è la fauna tipica alpina, non manca nessun animale eccetto del lupo. Per cui abbiamo l'orso e la lince che si sono introdotti spontaneamente dalla vicina Slovenia e dall'Austria. Nel 78 abbiamo reintrodotto lo stambecco che mancava da parecchi decenni. È abbondante il cervo, anche questo si è inserito spontaneamente dall'Austria negli anni 60. Attualmente contiamo una popolazione stimata di circa 1600 animali. È presente il camoscio con circa 1200 e il capriolo con 1 migliaio circa. Oltre a questo abbiamo la presenza dell'aquila, abbiamo anche un altro fatto molto importante, il grifone, che gira soprattutto nel periodo estivo, che parte dalla Dalmazia dove nidifica per poi proseguire la sua rotta verso il Tirolo. Abbiamo i 4 tetraonidi, il gallo cedrone che sicuramente è la zona più popolata di questo animale di tutta l'Italia. Abbiamo il gallo forcello, la pernice bianca e il francolino di monte. Quindi diciamo che avete un'abbondanza veramente notevole. È molto importante il ruolo del Corpo Forestale dello Stato anche nei mesi invernali per appunto controllare questi animali. Fate sempre degli avvistamenti per quanto riguarda anche proprio le tracce, giusto? Sì, oltre che le tracce facciamo anche un certo tipo di foraggiamento e questo foraggio viene coltivato sul posto. Non compriamo mangimi oppure altre sostanze, ma usiamo appunto il foraggio locale senza usare erbe mediche o altri prodotti particolari. I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, put those words of mine to say to you till the end of time. In questo momento ci troviamo sul Monte Lussari a quota 1790 metri. Vedete il borgo che c'è alle mie spalle, è un luogo di culto molto importante venerato da 3 culture, italiana, slava e austriaca. Risale al 1360, andiamo a visitarlo assieme.
Alessandro Pennazzato è un po' la nostra guida che ci sta facendo scoprire tutte le zone più belle del Tarvisiano. In questo momento ci troviamo, come abbiamo detto poc'anzi, abbastanza alti, quasi a 1800 metri in questo borgo che sembra di vivere in un altro mondo, in un altro tempo. Sì, in effetti il borgo è molto particolare e siamo appunto a 1800 metri, qui la presenza delle persone è costante durante l'anno, ci sono i gestori dei locali e di altre attività. Quello che noi vediamo è adesso la versione ottocentesca del Monte Lussari. Il santuario in effetti originariamente risale al 1360, naturalmente la chiesa che vediamo, ripeto, è la versione ottocentesca. Qui si è sempre saliti, per venerare la statuetta lignea che è contenuta all'interno della chiesa, poi è arrivato il turismo e in seguito anche lo sci. Una cosa molto importante è che questo santuario è venerato proprio dalla gente dell'Italia, dagli austriaci, dalla gente slava. Sì, esatto, diciamo che in un raggio di diverse centinaia di chilometri, comunque nell'area austro-tedesca e slovena, la Madonnetta lignea è conosciutissima e ripeto anche da parte friulana c'è la venerazione nei confronti di questa Madonna che ha sempre catalizzato le attenzioni dei pellegrini. Posso solo dire che in alcuni anni dell'Ottocento si è arrivati fino a 108.000 presenze, quando naturalmente non esisteva nessun mezzo se non le gambe per arrivare fino qua. Per quanto riguarda il borgo, la cosa secondo me che mi ha colpito di più è vedere questi ristoranti, addirittura degli alberghi a questa quota. Sì, il borgo è costituito, come dicevo prima, da alcune attività, ci sono dei rifugi, c'è un albergo, ci sono diverse case che ospitano chi volesse trascorrere qui una vacanza, ci sono dei negozi che vendono dell'oggettistica, dell'artigianato locale. Lo scenario, credetemi, è veramente mozzafiato, qui basta affacciarsi in qualsiasi angolo, un panorama a 360 gradi veramente meraviglioso. Siamo arrivati alla fine di questa prima parte di Viaggiando Viaggiando, vi invito a rimanere con noi perché nella seconda parte andremo a Piancavallo e nella mia amata Carnia. Tra pochissimo vi aspetto. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori. Sapete, questa puntata è un po' dedicata a quelle che sono le offerte turistiche del Friuli Venezia Giulia. In questa seconda parte vi voglio portare a Piancavallo. Grande giornata di sport oggi qui a Piancavallo, perché qui in questi giorni stanno tenendo le finali di Coppa Europa per quanto riguarda lo snowboard. Infatti vedete qui dietro di noi il campo gara e abbiamo pensato di parlare di questo sport un'ex campionessa, visto che ha lasciato la carriera agonistica qualche stagione, la scorsa stagione, Alessia Follador. Tuo palmarès è ricchissimo, campionessa del mondo e poi hai vinto al secondo posto alle Universiadi proprio qui a Piancavallo, quindi una grande soddisfazione, immagino. Esatto, sì, una delle ultime gare è stata proprio qui a Piancavallo con le Universiadi, bellissima gara, un halfpipe, una struttura appunto per lo snowboard veramente rara e sì, quella è stata l'ultima gara, poi sì, Coppa Europa, girato per il circuito di Coppa del Mondo e adesso altri lavori sempre inerenti allo snowboard. Vogliamo parlare appunto di questo sport che sta appassionando sempre più persone. Esatto, sì, è bellissimo e soprattutto grazie a località come queste che lo fanno crescere, perché è uno sport che ha bisogno di molte strutture, soprattutto nell'ambito del freestyle, per cui servono degli halfpipe, delle strutture come il border cross e insomma gare come queste appunto che stanno ospitando qui che servono per far crescere lo sport. Allora, vogliamo parlare, spiegare ai profani alcuni termini che hai detto. Hai detto halfpipe, vogliamo dire cos'è innanzitutto? Sì, giusto, intanto diciamo che si distingue giustamente, si distingue lo snowboard in freestyle e
hard, diciamo, discipline come queste che abbiamo alle nostre spalle, che sono discipline più vicine, diciamo, a quelle che erano lo sci, quindi slalom gigante e slalom parallelo. E invece il freestyle richiede strutture come quelle dell'halfpipe, si usa un'attrezzatura leggermente diversa, e freestyle proprio perché è freestyle, nel senso che si usa la tavola a 360 gradi per salti, manovre, evoluzioni incredibili. Esatto. L'halfpipe è una di queste strutture, è una specie di mezzo tubo dove vengono effettuate delle evoluzioni da una parte all'altra, tipo quello dello skateboard forse, che si è visto forse più di frequente. La cosa che mi ha colpito in questi giorni qui a Piancavallo è vedere l'atmosfera che si respira in una competizione importante internazionale come quella che si sta svolgendo in questi giorni. Io abituato ad altri tipi di gare, quindi allo sci alpino, allo sci nordico, che c'è comunque una certa istituzionalità. Qui si respira una voglia di far festa, che è una cosa bellissima. Esatto, speriamo di mantenerla, tra l'altro, che le gare non pagano il sopravvento, perché sì, è questo proprio. Forse anzi dovremmo trasmetterlo anche un po' di più allo sci, nel senso che tutte queste gare sono sempre contornate da un dopo sci, da una serata, e sono ancora per fortuna un pretesto per incontrarsi, insomma, più che per competere. Ma anche durante le gare, proprio gli speaker con questa musica, con questa veramente un bellissimo clima. Sì, da sempre, per fortuna ce lo portiamo avanti, la musica accompagna tutte le gare. Adesso tra l'altro è un obbligo nella federazione, nella FIS è obbligatorio avere la musica alla fine della gara, nel senso che una gara di snowboard deve essere sempre accompagnata dalla musica. Speriamo che lo prendano anche altre discipline, anche lo sci, insomma, secondo me è bellissimo. È veramente bello, è veramente entusiasmante, e consiglio a tutti quanti i nostri telespettatori almeno una volta di andare a vedere una gara di snowboard. Io voglio fare il pilota da Formula 1, però poi non ce la faccio e mi inchiodo nelle curve. Allora, vi ho parlato pochi istanti fa di emozioni forti, e sono molte le emozioni che si possono provare qui a Piancavallo. Una certamente è l'Ice Car, qui con Maurizio, responsabile dell'Ice Car Piancavallo, per parlare di queste emozioni che si possono provare qui in questo bellissimo circuito ghiacciato, con questi naturalmente kart particolari con le gomme chiodate, dove si possono provare un'adrenalina molto forte, giusto? Certamente sì, in un paesaggio, una cornice estremamente affascinante e attraente come può essere Piancavallo. Abbiamo pensato, in concertazione con l'amministrazione comunale, di portare questo nuovo tipo di attività, di un nuovo tipo di attrazione, è estremamente interessante e coinvolgente, proprio perché in una pista con un fondo ghiacciato e quindi molto insidioso riusciamo a divertirci e portare quelle che possono essere le emozioni, riproporre quelle che sono le emozioni della guida contro sterzi, quello che ho provato a fare io, ma alla fine non ci sono riuscito. Ci sei riuscito benissimo, quindi le prime esperienze, i primi approcci per poter poi affondare eventualmente i colpi con macchine e con mezzi un attimino più potenti, più Tra l'altro voi qui organizzate anche dei corsi per quanto riguarda la sicurezza stradale, giusto? Sicuramente sì, noi appunto con il comune di Aviano e con Piancavallo abbiamo intenzione, abbiamo già fatto, portiamo delle scolaresche, portiamo dei ragazzini e promuoviamo quelli che possono essere dei messaggi di prevenzione e educazione stradale, e per gli adulti invece facciamo corsi di guida sicura su fondo ghiacciato. Lo dicevamo anche poche settimane fa, ci sono alcune località che veramente ti rimangono nel cuore per la bellezza, per la grande ospitalità che ricevi, e vi voglio concludere questa puntata, portare in un luogo che veramente io sono stato parecchie volte, sia d'estate che d'inverno, e ho sempre, a parte la bellezza delle montagne e dei luoghi, ho sempre avuto una grandissima dimostrazione d'affetto da tutti quelli che sono le persone e tutti quelli che sono gli operatori turistici. Andiamo in Carnia. Entriamo subito nel vivo di questo appuntamento con Viaggiando Viaggiando. A fianco a me l'assessore al turismo Donatella da Rinchiantra, al quale chiedo subito di presentarmi Forni di Sopra.
Io credo che le immagini parleranno e racconteranno Forni più di quanto lo possa fare io. Siamo in questo momento in un angolo caratteristico e la dice lunga su quello che è Forni. Io ricordo che siamo nel territorio delle Dolomiti friulane, per cui un contorno naturale splendido. Natura e tradizione sono le due cose che caratterizzano Forni. I fornesi hanno senz'altro saputo mantenere in una giusta ottica comunque anche di interesse economico questo rispetto per la natura e il rispetto per le tradizioni. Questo penso sia una delle caratteristiche peculiari di queste zone, specialmente di questa vallata. Ricordiamo che siamo nel cuore del parco delle Dolomiti Friulane. Sì, esattamente. Siamo in un angolo caratteristico e Forni può colpire così l'immaginario guardando questi nostri edifici che hanno mantenuto inalterato le caratteristiche, però c'è un'altra tradizione che al turista può sicuramente piacere, la nostra cucina, semplice, essenziale e gustosa, per cui... Credetemi, io sono già stato qui nei mesi scorsi e in Carnia si mangia veramente benissimo, ho colto veramente due aspetti veramente molto belli, molto significativi. E anche oggi per la serie Non facciamoci mancare niente, proviamo l'ebbrezza dello sci da fondo. Abbiamo la fortuna oggi di aver trovato la campionessa del mondo di ski arc, giusto? Del 2000, giusto? Esatto. Come ti sei avvicinata a questo sport? Ma io ho cominciato con lo sci da fondo, dopo grazie al tecnico Angeli Livio di Tolmezzo, che lui è un'arceria, ho cominciato a tirare e ho associato le due cose, ho cominciato a far gare. È un po' come il biathlon, quindi se si sbagliano dei tiri ci sono dei giri di penalità. Esatto, le modalità sono le stesse anche come tipo di gara e tutto, viene usato solo lo skating come nel biathlon e anche come nel biathlon ogni giro, ogni errore c'è o un giro di penalità o del tempo aggiunto al tempo finale. Qual è stata l'emozione nel 2000 quando hai vinto appunto, sei stata campionessa del mondo? Beh, è stata una grande emozione anche perché ti premia di tutti i sacrifici e le fatiche che fai durante l'arco dell'anno per allenarti e dedicare tutto il tempo che puoi a questa disciplina, quindi è una grandissima soddisfazione. Diciamo che a quota 2100 c'è un po' di vento e si crea questo effetto molto bello con tutta questa neve che è veramente uno spettacolo. Sono qui con il direttore dell'Hyatt Carnia, Stefano Lucchino, il quale io ringrazio. Mi sono trovato talmente bene, la gente della Carnia mi ha lasciato talmente un bel ricordo l'estate scorsa quando abbiamo fatto una serie di puntate che ho voluto fortemente ritornare per far vedere altri aspetti di questa terra che io giudico veramente bellissima e meravigliosa. Grazie a Telechiara per essere tornata in Carnia e grazie a te per le belle parole che hai detto. Ci troviamo a Forni di Sopra, siamo nel punto più alto di arroccamento di impianti di risalita in Friuli Venezia Giulia, a 2100 metri. Forni di Sopra assieme allo Zoncolan sono le due stazioni principe di Promotour, ma oltre a loro dobbiamo ricordare anche delle stazioni minori, tra cui Sauris, Pradibosco, Sela Chianzutan, Forni a Voltri. È un pacchetto molto vario quello che noi offriamo, è molto differenziato, forse anche per questo siamo nei fine settimana ricchi di gente, perché la gastronomia assieme agli impianti di risalita e a tutte le proposte culturali che riusciamo a offrire. La bellezza dei vostri posti, perché tu hai appena nominato Sauris, io quando si parla di Sauris mi si illuminano gli occhi sempre. Ma credo che oltre a Sauris ci siano tutta la località in Carnia che hanno una bellezza speciale e ci dà la possibilità di offrire ai turisti un prodotto veramente unico. C'è la cosa molto bella, molto interessante, intanto diciamo in questo momento ho dato del tu al direttore della Carnia perché siamo poi instaurato un rapporto d'amicizia e qui ci sono veramente svariate possibilità, dalla peculiarità di Sauris alle montagne, a questo posto meraviglioso. Credetemi, oggi qui c'è un vento pazzesco, ma valeva veramente la pena arrivare a questo punto, vedere dietro di noi, di fronte a noi, un panorama veramente mozzafiato. Sì, credo che anche il claim coniato dalla regione
ospiti di gente unica, oltre all'ospitalità che noi offriamo, credo che anche la bellezza di posti unici siano caratterizzanti del nostro territorio. E anche per oggi siamo arrivati alla fine di questo nostro viaggio. Come dicevamo all'inizio di questa puntata, questo è l'ultimo speciale che abbiamo deciso di realizzare per questo ciclo invernale. Permettetemi a chiusura di questo appuntamento di ringraziare tutte le persone, gli operatori, i tecnici di Telechiara che rendono possibile regolarmente questo programma quando siamo in esterno, ma naturalmente anche quando siamo qui nei nostri studi. Sapete, noi ci vediamo molto poco, però non preoccupatevi, dalla settimana prossima torneremo all'esterno. Sono già settimane che lavoriamo alle nuove puntate, sempre alla scoperta di quelle che sono le località più belle vicine a casa nostra, di Veneto, Friuli, Trentino, Alto Adige, e chissà se, come è successo già l'anno scorso, andremo e vi proporremo per le prossime settimane e per i prossimi mesi qualche escursione in qualche altro posto. Grazie a tutti voi naturalmente che ci seguite, quindi l'appuntamento è fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, come di consueto viaggiate assieme a noi.